La partita di oggi è stata una partita molto combattuta contro un avversario che abbiamo già incontrato in Coppa Italia circa un mese fa. È stata una partita che per i primi 45 minuti ha visto due squadre scontrarsi sotto l'aspetto fisico, tecnico. Secondo me c'era un po' di confusione iniziale, probabilmente dato anche dal caldo. Noi siamo scese in campo forse un po' troppo convinte di portare a casa subito la partita, mentre la squadra avversaria si è rivelata una valida avversaria. Il secondo tempo, secondo me, abbiamo tirato fuori il carattere che forse un pochino nel primo tempo ci è mancato. Abbiamo messo un po' di vigore in più nel gioco, abbiamo avuto molte occasioni da gol e la partita, a mio avviso, si è conclusa con un risultato meritato da parte nostra, dato anche tutti i pali che abbiamo preso, 4 se non sbaglio, e una partita che dovevamo portare a casa e siamo riusciti a portare a casa. Durante la settimana l'abbiamo preparata. Probabilmente non ci aspettavamo di trovare un avversario comunque così combattente e volevano portare a casa comunque la vittoria anche loro e metterci in difficoltà. Quindi è andata bene così, speriamo che sia la prima e ultima volta, che ci serva per l'aspetto mentale, soprattutto per far sì che non si ripeta in futuro una situazione analoga. Dedico il mio gol a mio fratello Tommaso, che saluto, e basta. Sono felice di questa vittoria, speriamo ce ne siano molte altre. La prossima volta dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento fin da subito migliore, ecco. Secondo me è mancato durante questa partita, è mancato un po' di cattiveria davanti alla porta, siamo state troppo poco incisive e questo a volte, anche in altre partite è successo che ci ha un po' penalizzato, però poi ci siamo riprese bene e abbiamo cercato di metterla dentro e così è stato. Beh, ormai sono 19 anni che gioco a calcio, quindi credo un po' di esperienza di averla fatta e faccio il mio, aiuto le compagne e finché si può cerco di fare il possibile per aiutare la squadra. Abbiamo fatto un buon risultato, una buona prestazione nella partita scorsa che non abbiamo ripetuto appieno oggi, però comunque abbiamo portato a casa i 3 punti che è l'importante.